Però so, me l'ha raccontato la mamma, mi allattava davanti a dei disegni perché lei correggeva i disegni, eccetera. Ho sempre avuto appunto, delle sollecitazioni visive molto importanti, anche se poi ho preso una strada che non è proprio la strada classica del disegnatore o del pittore, eccetera. Quindi ho messo insieme tante sollecitazioni che mi sono arrivate dalla televisione, dai cartoni animati. Erano all'epoca, quando ero giovane, c'erano i primi cartoni animati giapponesi che mi facevano entusiasmare, ed è un miscelare cose che sono poi sfociate nel fumetto. La necessità mia, proprio istintiva, è quella di raccontare delle storie per immagini, ed è la cosa, insomma, più bella, artisticamente parlando, in senso generale, di andare sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Ma io credo che le cose si provano sul campo, no? Indipendentemente dal termine che vogliamo utilizzare, io sono proprio quello che dice il fumetto è fumetto, non ha bisogno di essere, si difende da solo, non ha bisogno di un nuovo nome. È vero anche che nella parola fumetto non c'è l'essenza del mezzo, perché un fumetto può esistere senza le nuvolette, però il fumetto non deve aver paura di dichiararsi fumetto, perché è forte di questa cosa. Fumetto. Adesso cito un grande, uno che ci rappresenta nel mondo, che non c'è più, Ugo Pratt. Però lui si vantava di essere, io sono un fumettaro, lo dicevano i francesi, lo dicevano gli americani, sono un fumettaro, e sono quel che sono. Da noi adesso è uscito il termine graphic novelist addirittura, obrobri. È un'arte sequenziale, narrazione per immagini. Non si può dire narrazione per immagini, arte sequenziale, compagnia bella, sta bene, sì, è forbito, è fumetto, semplice fumetto, fumettista. Fumettista è il termine appropriato, adoperare altri termini no, ormai non possiamo più sfuggire a questo.